La consegna è avvenuta nella piazzetta del municipio adiacente allo sportello Informa Giovani di Montagnana, fiore all'occhiello delle politiche giovanili e di supporto al territorio per quanto riguarda l'informazione sui temi della scuola, del lavoro, del tempo libero e dei corsi propedeutici all'impiego. Politiche sociali significa dire anche assistenza e valorizzazione dell'anello oggi più debole del sistema, ovvero di chi cerca opportunità di inserimento lavorativo e di relazione sociale su più livelli. Un servizio utile che piace e si rinnova con l'utenza. Ma fare politiche sociali attive vuol dire anche opportunità per chi tradizionalmente ha difficoltà negli spostamenti. Da oggi c'è un'opportunità in più, un nuovissimo automezzo attrezzato per il trasporto delle persone, inaugurato nei primi giorni di maggio 2011, che vede il coronamento di un percorso per assistere meglio anziani, persone diversamente abili o persone sole. La solitudine, prima ancora dell'handicap fisico o psicologico, è la maggior causa di emarginazione. Il raggiungimento di questo obiettivo corona l'impegno dell'amministrazione comunale e di Federica Morello come assessore alle politiche sociali, che ha dimostrato come sia stato possibile far interagire amministrazione pubblica con le aziende e le attività produttive del territorio. Sinergia dunque pubblico-privato. In un momento particolare in cui le aziende pagano il momento difficile della crisi, con questo progetto della mobilità garantita gratuitamente noi abbiamo un'importante testimonianza dei nostri imprenditori che fare squadra, che fare sociale nel territorio insieme si può. Sarà un ottimo viatico per le persone che hanno bisogno, per le persone che hanno necessità di essere trasportate ai luoghi di cura, all'ospedale, e sarà uno strumento a disposizione del nostro territorio attraverso l'ufficio dei servizi sociali. Grazie alla generosità dei contributi ricevuti per le sponsorizzazioni del logo delle aziende e ad una collaudata politica commerciale attraverso la ditta MGG Italia, il mezzo è una bella realtà, lasciata in eredità a chi nel comune di Montagnana avrà più bisogno di assistenza.